Con Federico Caner, nuovo direttore di Veneto Agricoltura a Casa Veneto, nei giorni delle Olimpiadi, perché anche agricoltura è Olimpiadi. Assolutamente sì, anche perché noi promuoviamo anche i nostri prodotti locali, in particolare le piccole produzioni locali, le cosiddette PPL. Veneto Agricoltura sta facendo un grande lavoro da questo punto di vista, penso per esempio ai formaggi di malga, dove stiamo anche cercando di far sì che questi formaggi vengano consumati in sicurezza, perché sapete che c'era stato in passato qualche problema con il latte crudo, quindi siamo intervenuti come Veneto Agricoltura facendo dei progetti scientifici importanti per continuare a produrre questi formaggi, però tenendoli in sicurezza. Quindi insomma, quando si parla di turismo si parla anche di enogastronomia e l'enogastronomia, i prodotti agricoli arrivano dall'agricoltura, come lo dice la parola stessa. Quindi insomma per noi è importante essere qui a testimoniare al mondo, perché oggi ci guarderanno 2 miliardi di persone, a capire che oltre a un territorio turistico importantissimo, bellissimo, dietro c'è anche storia, identità, cultura e un Veneto che produce anche dal punto di vista agricolo. Uno dei termini che si è spesso usato per le Olimpiadi è quello della legacy, dell'eredità. L'eredità delle Olimpiadi è anche questa, la riscoperta di quelle che sono le tradizioni, le culture, le tecniche anche in agricoltura. Assolutamente sì, l'eredità non è soltanto un'eredità legata alle infrastrutture che Cortina potrà vantare per i prossimi anni, ma soprattutto appunto a far conoscere tutte le produzioni locali. Ricordo che la Regione Veneto è una delle prime in Italia per quanto riguarda i prodotti a denominazione, per la DOP Economy addirittura il valore è la prima in assoluto in Italia e tra le prime in Europa, quindi insomma nell'anno anche della cucina italiana, no, riconosciuta come patrimonio UNESCO, voi capite cosa significa avere un driver anche turistico importante legato all'enogastronomia. Quindi Veneto Agricoltura tutela la nostra agricoltura, che in Veneto deve seguire 2 linee importanti: tradizione e innovazione, perché oggi non si fa agricoltura senza innovazione e Veneto Agricoltura proprio il suo core business è questo, cioè fare ricerca, innovazione, sperimentazione e trasferimento delle conoscenze agli agricoltori. Per Federico Caner, fresco ex assessore regionale, nuovo direttore di Veneto Agricoltura, quella della provincia di Bruna è una terra ben conosciuta che soffre di problemi di criticità idrogeologiche. L'agricoltura è sì produzione, è sì tradizione, ma è anche cura e manutenzione del territorio e quindi anche su questo c'è molto da lavorare. Assolutamente sì, mantenere la montagna, mantenere i prati in montagna, mantenere le foreste diventa fondamentale non soltanto per la montagna stessa ma anche per la pianura. Non a caso Veneto Agricoltura, grazie ai 500 operai del SIF, del sistema idraulico forestale, agisce sul territorio del demanio regionale proprio per questi motivi. Insomma, pensiamo al grande lavoro che va fatto per mantenere le nostre foreste e, ripeto, per far sì che si continui a fare agricoltura in montagna, un'agricoltura difficile, io direi quasi eroica, ma che dobbiamo continuare a sostenere se vogliamo preservare non solo la montagna, che significa poi anche turismo, ma ripeto anche la pianura, perché l'acqua non gestita in montagna o tutti i prati non gestiti in montagna significa poi rischiare anche un rischio idrogeologico per la pianura. Salutiamo e ringraziamo Federico Caner. Grazie a tutti voi.